Serie B-Win, tutti i colori della passione. Per la 27esima giornata della Serie B-Win, Lezio Scida scendono in campo Crotone e Grosseto. Situazione di classifica difficile soprattutto per i padroni di casa. Gli attuali 26 punti non possono infatti infondere tranquillità ai calabresi, ai quali la vittoria manca dal lontano 10 dicembre. Debutto con la casacca rosso-blu per il neoacquisto natalino. Sta meglio ma non troppo il Grosseto di Ugolotti, tornato in Toscana ad inizio mese dopo le esperienze fallimentari dei più quotati Giannini e Viviani, ma a complicare le cose ci sono le squalifiche di Gianlombardo e soprattutto Caridi. Arbitra il signor Calvarese di Teramo e alla prima azione di gioco il Crotone rischia di andare subito in vantaggio con Gabbionetta che con un bel sinistro impensierisce Narciso. 11° minuto, punizione di Jadid e Mancino trova la torsione giusta. Proprio lui, uomo di fiducia di mister Ugolotti che lo aveva avuto con sé a Siracusa. Rivediamo la prima rete in stagione di Mancino. Bel primo tempo degli ospiti che potrebbero anche chiudere i conti con Jadid al 27esimo, bordata da fuori alla quale Belez si oppone non senza troppi patemi. Partita che si infiamma nel finale di tempo. Al 38esimo sfondamento di Djuric e retropassaggio per la corrente Maiello che vede il suo destro spegnersi alto sopra la traversa. Al 42esimo cross di Florenzi, Djuric prima di testa e poi scaraventa di destro, ma Narciso si oppone alla grande con un vero e proprio miracolo. Si chiude 1-0 per il Grosseto nel primo tempo, ma grande miracolo di Narciso in chiusura di prima frazione. La ripresa, Khalil subito pericoloso già al 50esimo, palla fuori di poco. Al 54esimo però brutte notizie per il Crotone perché Gabbionetta perde la testa, espulso dal direttore di gara per un fallo non troppo cattivo, ma la reazione di Gabbionetta è da censura. Mani al volto di Sciacca, parapiglia che si accende in mezzo al campo. Gabbionetta nervosissimo abbandona il terreno di gioco, lascia in 10 uomini i suoi, però Crotone che reagisce anche a questa difficoltà. Maiello ancora lui, il suo destro si spegne ancora una volta sopra la traversa, poi un colpo da biliardo del neoentrato Sansone, si spegne sul fondo. Ancora vantaggio per il Grosseto, ma il Crotone che continua a reagire, stavolta con Pettinari che a centro area calcia debolmente favorendo l'intervento di Narciso. Poi tocca anche al Grosseto una grandissima occasione, Mancino in area di rigore, serve la corrente, Curiale, il tiro respinto, ancora Jadid al limite dell'area e poi Eramo si immola e devia in calcio d'angolo. Ancora però all'83esimo il Grosseto che potrebbe chiudere la partita, ancora Mancino, tutto il tempo per piazzare la palla che però esce fuori di pochissimo lambendo il palo. Grande occasione sprecata dal Grosseto e poi il grande cuore del Crotone viene premiato all'84esimo col colpo di testa vincente di capitano Gaetano Khalil, 7° gol in stagione per lui. All'84esimo il Crotone trova il meritato pareggio, però neanche tempo per esultare che il Grosseto torna in vantaggio. Ancora Jadid, il colpo di testa di Curiale all'87esimo, clamoroso. Lezio Scida 2-1 Grosseto che aveva rinunciato a giocare nella ripresa in superiorità numerica, ma le emozioni non terminano qui. Partita pazzesca, 94esimo Florenzi, punizione a giro sotto l'incrocio, esplode Lezio Scida, clamoroso 2-2 al 94esimo. Il Crotone riacciuffa il pareggio, rivediamo la magica punizione di Florenzi e pareggio più che meritato per il Crotone in una partita nervosissima ma dalle grandissime emozioni.